normative nazionali ed europee ne consentano ancora l'utilizzo nell'area del prosecco di OCG, il glifosato è stato messo al bando, vietato l'utilizzo nei 15 comuni delle colline tra Conegliano e Valdobbiadene. Sono gravissime le condizioni di un 44enne investito stamane dal muletto manovrato da un collega in una falegnameria a Meduna, trasportato in ospedale in prognosi riservata. Al culmine di una lite colpisce la moglie alla testa con un mestolo di legno, poi spaventato va dai carabinieri ad autoaccusarsi, tunisino denunciato ad Oderzo. Il focolaio di tubercolosi a Motta, test di Mantù eseguito anche su 4 componenti della commissione elettorale di cui lo scorso giugno aveva fatto parte anche la maestra. Presentato il progetto che rivoluzionerà Porta Altini all'ex Cinema Embassy, sarà ricavato un centro congressi da 400 posti. Il degrado in cui versa un altro buco nero l'ex Simonetti di Porta Carlo Alberto è denunciato dai residenti che hanno chiamato Antena 3. Il sindaco si impegna a mediare con la proprietà. Oggi la Regione Veneto ha reso ufficiale la destinazione dei 50.000 euro per il piccolo Gio, raggiunto il traguardo dei 400.000 euro, mamma Erika ha voluto ringraziarci. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. In primo piano lo stop al glifosato nei 15 comuni di OCG del prosecco conegliano. Valdobbiadene, sentiamo. Con il protocollo 2019 per il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore si sancisce il no glifosate. Stop al glifosato. Da oggi nei 15 comuni della DOCG tra Conegliano e Valdobbiadene è vietato l'uso della sostanza chimica più discussa degli ultimi anni, utilizzata come diserbante tra i filari, un divieto sancito dal nuovo protocollo viticolo che propone un sistema virtuoso di difesa integrata della vite e quindi una maggiore tutela del territorio in termini di sostenibilità dell'agricoltura. Il glifosate sappiamo che è utilizzato e permesso a livello europeo, a livello nazionale. Noi siamo l'area geografica più ampia d'Europa che ha detto di no al glifosate. E così la sostenibilità della produzione, dopo un periodo di accese polemiche anche con le popolazioni locali sull'uso di sostanze chimiche nei vigneti, diventa un ulteriore punto di forza del prosecco di OCG, una delle voci più importanti dell'economia della Marca. 15 comuni, 8.000 ettari a vigneto, 92 milioni di bottiglie, il 42% delle quali esportato in tutto il mondo ed un fatturato di 502 milioni di euro. Messo al bando il glifosato, ora per il diserbo nei vigneti si useranno le lavorazioni meccaniche, laddove è possibile passare col trattore. Nelle colline più ripide, dove non è permesso la meccanizzazione e l'accesso di attrezzature, o si va a sfalciare a mano con il decespugliatore, cosa che è una pratica ormai molto diffusa, oppure sono ammesse quelle sostanze naturali di origine vegetale ammesse dalla viticoltura biologica. Sempre più all'insegna della sostenibilità anche la lotta ai parassiti. Noi continueremo portando il più possibile la diffusione di tutte quelle pratiche agronomiche che riducono notevolmente l'utilizzo delle sostanze chimiche, quindi avanti con gli insetti utili nei confronti degli insetti nocivi, avanti con la confusione sessuale e con tutte quelle strategie che anche da un punto di vista agronomico possono veramente limitare l'utilizzo degli agrofarmaci. La cronaca ora, serio infortunio sul lavoro questa mattina nell'azienda di mobili Stilcurvi di Meduna di Livenza, gravemente ferito un operaio di 44 anni investito per errore da un collega con il muletto. Un grave infortunio sul lavoro si è verificato questa mattina a Meduna di Livenza. Un dipendente investito da un muletto ha subito uno schiacciamento ed è stato ricoverato in prognosi riservata. L'incidente alle 8:45. Per cause ancora in corso di accertamento, l'operaio ha subito uno schiacciamento di gamba e bacino. Le sue condizioni sono apparse immediatamente molto serie. Gli altri colleghi della falegnameria presenti al momento dell'infortunio hanno subito dato l'allarme facendo intervenire i soccorsi. Sul posto, vista la gravità della situazione, si è portato in pochi minuti l'elisoccorso del SUEM 118, stabilizzato il ferito è stato caricato a bordo e trasportato all'ospedale di Mestre. Carabinieri e ispettori dello Spisal si occuperanno ora di accertare eventuali responsabilità.
Ha picchiato la moglie, poi è andato dai carabinieri a costituirsi pensando di averla ferita gravemente o peggio. È accaduto in mattinata a Oderzo. Ha colpito la testa la compagna con un mestolo da cucina. Alla vista del sangue si è spaventato ed è subito corso dai carabinieri ad autodenunciarsi. Ho picchiato mia moglie, ha raccontato, trafelato ai militari, e ora verrà denunciato alla Procura della Repubblica per maltrattamenti. L'episodio in mattinata a Oderzo, protagonista una coppia di origini tunisine, 44 anni lui, 43 lei, entrambi lavoratori e genitori di 2 figlie che per fortuna in quel momento erano a scuola. Un matrimonio in difficoltà, la lite, l'ennesima, la furia dell'uomo che si è subito presentato dai carabinieri ammettendo di aver aggredito la consorte, che se l'è cavata con qualche punto di sutura. Accompagnata al pronto soccorso, è stata giudicata guaribile in 15 giorni. I carabinieri di Oderzo stanno cercando di appurare se in passato ci siano stati episodi analoghi, mentre spetterà al magistrato decidere un eventuale provvedimento di allontanamento dalla casa familiare. Gli uomini della sezione radiomobile dei Carabinieri di Treviso ieri sera hanno arrestato 2 giovani, un uomo ed una donna rispettivamente di 36 e 34 anni, originari della provincia di Salerno e incensurati. I 2 sono accusati di rapina impropria poiché alle 19:40 all'interno del Panorama di Treviso in località Stiore, sorpresi a rubare alcuni prodotti per l'igiene personale del valore di poche decine di euro, avevano poi spinto la cassiera per riuscire a scappare. Le ricerche dei militari dell'Arma hanno consentito poco lontano di fermarli. Ora attenderanno di essere giudicati dal Tribunale di Treviso. La cassiera fortunatamente è rimasta incolume. Il caso tubercolosi, le verifiche si sono allargate anche ai componenti del seggio elettorale di Motta, di cui lo scorso anno era stata presidente la maestra da cui è partito il contagio. Hanno eseguito il test Mantoux anche queste 4 persone oggi. Io mi auguro che siano tutte negative e che si chiuda lì. Focolaio di tubercolosi a Motta di Livenza, sottoposti oggi al test di Mantoux anche i 4 componenti del seggio elettorale di cui faceva parte lo scorso anno la maestra da cui è partita il contagio. La retrodatazione, che però ad oggi è ipotetica, no, della possibile infettività, diciamo, a tutto l'anno 2018, ha comportato la decisione di chiamare 4 persone che hanno fatto parte della commissione di seggio, con la paziente Caro Indice, che era presidente del seggio, il seggio elettorale del, se non ricordo male, 9-10 giugno 2018, quando fu fatta la tornata elettorale anche per le elezioni comunali di Motta di Livenza. In giornata eseguiti anche 100 test su ragazzini delle medie che lo scorso anno hanno frequentato la scuola elementare al centro del caso. La lettura dei risultati è fissata per venerdì. Domani nella scuola sarà attivato dall'ULS dalle 8 alle 9 del mattino uno sportello informativo per le famiglie che si aggiungerà al servizio telefonico pomeridiano. Abbiamo voluto attivare questo sportello informativo mattutino proprio per favorire quella chiacchierata un po' più tranquilla rispetto a quanto si può fare per telefono tra una mamma, un papà, giustamente preoccupata per una situazione che effettivamente è complessa, e i nostri operatori. Anticipato infine alle 8:30 sabato mattina a Motta l'incontro promosso dall'ULS alla presenza della massima autorità italiana sul tema, Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità. Anche a lui famiglie e operatori potranno esprimere dubbi, domande e richieste di rassicurazione in un momento così delicato. Parliamo ora del tempo, perché se nelle prossime ore sono attese precipitazioni, fino ad ora il 2019 è stato caratterizzato da pochissima pioggia e quest'estate il Veneto rischia di dover affrontare una drammatica emergenza idrica. Dopo la tempesta Vaia di fine ottobre, in Veneto si è registrata la metà della piovosità attesa tra dicembre e marzo e il 40% in meno di manto nevoso. Se le cose non cambiano, la regione rischia di vivere già in primavera, ma soprattutto in estate, una crisi idrica uguale, se non peggiore, rispetto al 2017, l'anno della grande siccità. Le derivazioni che portano l'acqua nelle nostre campagne sono per il momento al minimo, sono state chiuse per invasare i laghi, quindi in questa fase stiamo trattenendo l'acqua
nei nostri bacini montani. Naturalmente questa dovrebbe permetterci pian pianino il rilascio del minimo deflusso vitale da una parte nei fiumi, dall'altra parte capire se quando sarà il momento del grosso quanta acqua avremo a disposizione per gli agricoltori. Dall'anno scorso la Regione ha messo in campo il più cospicuo investimento finanziario dell'ultimo decennio per ottimizzare la rete irrigua e contrastare il rischio siccità. In questi giorni sono aperti o stanno per aprire 24 cantieri dove si faranno opere per 161 milioni di euro. Si tratta di interventi come l'ampliamento degli invasi e la ristrutturazione di condotte. Ci sono stati danni per l'agricoltura? In questo momento fortunatamente i danni sono ristretti perché cominciano le semine proprio in questi giorni, quindi danni proprio diretti ancora no, ma sicuramente quelli indiretti, perché avevamo le colture comunque ortive che sono sui campi, che hanno sofferto molto, e anche i grani, i frumenti invernali che mi dicono in questo preciso istante stanno bagnando da qualche parte già e stanno irrigando. Cambia la storica proprietà dell'Hotel Carlton di Treviso. L'amministrazione comunale, grazie all'aiuto di privati, è pronta ad una riqualificazione del centro storico. Il nostro auspicio è che nel tempo questa parte cambierà volto, andando una volta per tutte a riprendere quest'area che per troppo tempo è stata in qualche misura ai margini del centro storico. La nuova amministrazione comunale vuole mantenere le promesse, cercando di cambiare volto del centro storico di Treviso. La riqualificazione è già in atto e i privati fanno la loro parte. L'area di via Roma e largo Porta Altinia nei prossimi anni subirà una vera e propria trasformazione, di pari passo con il cambio di gestione dell'Hotel Carlton, che dopo 50 anni sotto la guida della famiglia Amadio è stato acquisito dalla società veneziana Hotel Carlton Treviso della famiglia Trevisanato. Un pacchetto che comprende albergo, cinema e embassy, dove troverà posto un nuovo centro congressi, ristorante L'Incontro e la storica Porta Altinia. Per l'amministrazione è solo un primo tassello per cambiare quest'area strategica, punto di accesso principale al centro storico. Quando ci si trova di fronte a investimenti importanti come quello che verrà fatto qui sul Carlton, significa credere nell'economia della città, credere nello sviluppo della città, credere nel progetto amministrativo che stiamo portando avanti. Da parte nostra dovremo svolgere il nostro compito e quindi aiutare i nostri imprenditori, aiutare i privati a realizzare questo rilancio della città. Ricordo che vi sono altri privati e soggetti a partecipazione pubblica che intendono investire in quest'area. La MOM sta valutando l'ipotesi di spostare la propria stazione all'ex Cuor. Noi intendiamo porre in essere degli interventi di riqualificazione di Piazza Giustiniani, della Riviera e di Giardinetti Sant'Andrea. Il museo di Santa Margherita è in corso di ristrutturazione, quindi è un'area che nel corso del mandato troverà un nuovo impulso e nuova vitalità. A proposito di un altro buco nero di Treviso, oggi la segnalazione di una residente in via Brandolini d'Adda, centro storico di Treviso, alle prese con un problema di degrado ormai ventennale. Triangolo tra via Brandolini d'Adda e via Carlo Alberto, sul retro della chiesa di Santa Maria Maggiore a Treviso. La signora Paola ha chiamato Antenna 3 per riportare l'attenzione su un problema ormai ventennale, l'ex area Simonetti, di cui più volte è stato annunciato l'imminente recupero, ma senza poi alcun esito. Ho chiamato perché c'è un degrado completo, ci sono i cancelli buttati giù, alberi dappertutto, adesso è in primavera quindi non si vede più di tanto, ma in estate bisogna chiamare perché taglino gli alberi che crescono a dismisura. C'è il canale Convertite che sarebbe un canale storico ma è un disastro, quindi bisognerebbe anche tutelare un po' quello che è la storia. Una zona privata in cui per la noncuranza di qualche passante e qualche maleducato finisce per accumularsi di tutto. Buttano dentro di tutto, borsette, bottiglie, chi più ne ha più ne metta. Dopodiché c'è questo pezzo in fianco che è sempre dell'ex Simonetti, che qui stazionano persone
che si mettono a bere, a mangiare a tutte le ore, e dopodiché lasciano le borsette, lasciano le bottiglie vuote e così via. Senza parlare degli alberi lungo via Carlo Alberto che stanno devastando il marciapiede. Qui, in pieno centro storico, i residenti si sentono in periferia. Paola prova a dare un suggerimento al comune. Perché qui non cercate di rilevare questo posto e fare un parcheggio? I parcheggi in Treviso sono molto limitati. Pur trattandosi di una zona privata, il sindaco Conte promette che a stretto giro invierà i tecnici comunali per verificarne lo stato. È un'area che noi conosciamo, che è evidentemente in stato di degrado e che quindi vogliamo intervenire. Adesso ci muoveremo attraverso gli uffici per contattare il privato, intanto per completare l'iter di consegna di quell'area al comune in modo tale che poi possiamo programmare le manutenzioni. Nel frattempo chiederemo però al privato di farsi carico della pulizia e della manutenzione dell'area, perché effettivamente lo stato di degrado non è assolutamente giustificabile. Giovedì scorso il Parlamento europeo ha approvato il programma Erasmus per gli anni 2021-2027, programma per il quale l'eurodeputato trevigiano Remo Sernagiotto è stato relatore ombra per il gruppo dei conservatori e riformisti europei Fratelli d'Italia. Il budget destinato al progetto per gli studenti, 3.825 i ragazzi veneti che nell'ultimo anno sono andati a studiare all'estero con l'Erasmus, è stato triplicato per il periodo 2021-2027. L'obiettivo è quindi quello di incrementare il numero di giovani anche con misure che aiutino chi ha minori opportunità. E noi ora ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Eccoci di nuovo in studio con l'edizione di Treviso dei nostri TG. La vicinanza dei cittadini mi ha aiutato tantissimo nei momenti più difficili della malattia. Miriam Giuriati, emozionata dopo la lunga assenza, è tornata alla guida del comune di Casier per concludere il mandato. È stata una grandissima emozione, ma ci tenevo troppo a chiudere il mio mandato, almeno chiudendo gli ultimi 2 mesi, visto che fisicamente insomma, mi sento un pochino meglio, con l'attenzione a non stancarmi troppo, a non essere troppo, cioè non voler strafare, ma ci tenevo per i miei cittadini, per il mio paese. È rientrata al lavoro in municipio Miriam Giuriati, che torna alla guida del comune di Casier dopo i lunghi mesi d'assenza per la grave malattia che l'ha colpita improvvisamente prima di Natale. Concluderà il mandato con il cuore pieno di gioia e riconoscenza per le tante persone che le sono state vicine. Con i cittadini mi sono stati tanto vicini, ma proprio tanto vicini, perché i messaggi arrivati a me direttamente tramite i miei e mia mamma, tramite il mio cellulare che mi era stato tolto nel momento dell'acquisizione, ma poi mi è stato ridato, e ho letto veramente tanto affetto, e questo fa solo bene, questo aiuta tantissimo. Un grazie sincero, quello della prima cittadina di Casier, ai concittadini, alle amiche, alle colleghe sindache che non l'hanno lasciata sola nemmeno un istante. Se anche sono stati 5 anni faticosi, e questo lo ribadirò sempre, ma ne è valsa la pena, insomma. L'affetto che mi stanno dimostrando mi stanno portando bruscandoli, per dire. Ci sono tutti piccoli momenti che però ti ricaricano di tanta paura che ho avuto. 7 aprile 1944, sono passati 75 anni dal terribile venerdì in cui la città di Treviso subì il tragico bombardamento che provocò 1.600 vittime e la distruzione di case e monumenti. Numerosi gli interventi in programma per ricordare quella data. Si partirà giovedì 4 alle 16 con l'inaugurazione di una mostra fotografica all'Archivio di Stato, poi sabato alle 10 la messa celebrata dal Vescovo di Treviso nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice, poi domenica 7 aprile alle 12:15 la deposizione della corona d'alloro presso la lapide dedicata alle vittime civili di guerra, alle 12:40 il concerto musicale e corale in Piazza dei Signori con gli studenti delle scuole medie Stefanini e Martini, e come tradizione alle 13:05 ora del bombardamento la campana della torre civica batterà i solenni rintocchi. Infine alle 17:30 di domenica al Teatro Mario Dal Monaco il concerto dell'Orchestra Filarmonia Veneta con brani di Gianni African e Stefano Mazzoleni.
Ed ora torniamo a parlare della grande gara di solidarietà per il bimbo di Piazzola sul Brenta. Oggi la Regione Veneto ha reso ufficiale la destinazione di 50.000 euro per il piccolo Joe. La mamma ha voluto ringraziarci, sentiamo. Voglio ringraziare il gruppo Media Nord-Est per tutto l'aiuto che ci è stato dato. Ci hanno sempre contattato per chiederci informazioni, per tenere alta la voce di Giovanni. Per cui il mio grazie con tutto il cuore va a loro. Erika è commossa, non avrebbe mai immaginato così tanta partecipazione della gente. Arrivare in così poco tempo all'obiettivo dei 400.000 euro. A dirla tutta, nemmeno noi ci aspettavamo una tale dimostrazione di solidarietà nei confronti di questo bimbo, di quello che è diventato il nostro piccolo Joe, il nipotino di tutti noi veneti. Voglio ringraziare tutte le persone che si sono private di un caffè, dal caffè a una pizza, a qualsiasi altra rinuncia abbiano fatto. Perché tutti voi telespettatori del gruppo Media Nord-Est avete accolto il nostro invito. La storia di questo bimbo di poco più di 2 anni affetto da emimelia tibiale, una rara malformazione congenita che porta all'assenza della tibia in una gamba, che necessita di una costosissima operazione da fare solo in Florida, ha toccato i cuori di tantissime persone, arrivando nei palazzi veneziani. L'ultima grande novità, la Regione Veneto che ha reso ufficiale la destinazione dei 50.000 euro per la causa di Giovanni. La meta è stata raggiunta, quindi Media Nord-Est chiude la raccolta fondi per il piccolo Joe, ma non si conclude questa corsa di solidarietà per dare il meglio a tanti altri bambini, anche assieme a mamma Erika. Io ci tenevo a precisare il fatto che tutto quello che sarà di più verrà utilizzato per sostenere la fondazione di Media Nord-Est, che aiuterà i bambini in difficoltà in queste patologie che appunto qua in Italia non trovano aiuto, non trovano sostegno e si trovano da soli, come ci siamo trovati noi da soli all'inizio. Ora questa famiglia di Piazzola non è più sola, anzi il senso di comunità, di fratellanza, di unione si è esplicato in tutta la sua grandezza in questa vicenda, ed è solo l'inizio, un inizio che comincia con un cucciolo che ci mostra il suo sguardo da supereroe e... Mandi un bacio a tutti adesso, manda un bacio a tutti con la manina. Hai detto grazie a tutti. Grazie. Parliamo ora di autismo, oggi giornata mondiale contro l'autismo e molte le iniziative, vediamo. Oggi il mondo si tinge di blu per aumentare la consapevolezza sull'autismo. L'autismo è un disturbo del neurosviluppo che compromette le aree sociali e della comunicazione, spesso causando comportamenti ripetitivi e movimenti stereotipati. I dati parlano di una condizione in costante e drammatica aumento. Secondo le ultime stime epidemiologiche, un bambino su 100 nati con una frequenza 4 volte maggiore nei maschi. Per andare incontro alle persone che soffrono di questa patologia, in moltissimi punti vendita Marchio Emisfero, Famila ed Emi verranno attuati pochi e semplici accorgimenti che possono però incidere significativamente sullo stress delle persone con disturbo dello spettro autistico. Alle 2 del pomeriggio abbasseremo le luci in modo che la tonalità delle luci sia un po' più bassa, azzereremo tutti i rumori che sono presenti nel punto vendita e abbasseremo quasi completamente la musica. Piccoli segnali, ma per i nostri amici e per le famiglie dei ragazzi autistici sono di aiuto per fare la spesa. L'iniziativa potrà essere utile anche in futuro con cadenza regolare. Unicom sta prendendo esempio, vorrebbe prendere spunto da quello che succede presso i nostri colleghi britannici, proponendo in futuro l'ora blu con una cadenza fissa. La sensibilità generale verso le persone che soffrono di autismo sembra aumentata, ma è necessario fare ancora molto per migliorare i servizi e contrastare la discriminazione e l'isolamento di cui ancora sono vittime le persone autistiche e i loro familiari. Torna al TG dopo 20:10, come sempre l'appuntamento con le notizie di approfondimento, ospiti questa sera di Ferdinando Avarino, Alessandro Bisato del Partito Democratico e Federico Caner della Lega. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, vi lascio alle previsioni del tempo, arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al Meteo.
Una perturbazione sarà responsabile di un diffuso maltempo. Arriverà dunque la tanto attesa pioggia che a tratti risulterà anche abbondante. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo condizioni di tempo molto instabile con precipitazioni piuttosto frequenti un po' su tutte le province e localmente anche di forte intensità. Temperature minime tra 9 e 11 gradi, massime in calo comprese tra 13 e 17 gradi. Maltempo anche sul Friuli Venezia Giulia con rovesci e temporali diffusi e non si escludono dei fenomeni intensi e localmente abbondanti. Temperature minime tra 9 e 12 gradi, massime in diminuzione tra 14 e 15 gradi. E la perturbazione investe anche il Trentino Alto Adige, dove avremo precipitazioni un po' su tutta la nostra regione con rischio di fenomeni violenti più probabili sui settori meridionali. Temperature minime intorno ai 10 gradi, massime più fresche oscillanti tra 14 e 15 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.